Salve a tutti cari lettori, buon pomeriggio, buongiorno, buonasera, insomma indipendentemente dal momento in cui voi vedrete questo video, eccoci qui per l'aggiornamento del Bookshelf Tour, il primo di 3 parti tramite le quali appunto vi farò vedere i nuovi libri che fanno parte della mia libreria. Alcuni di voi aspettano questo video veramente da tantissimo tempo, ma non ho potuto girarlo prima perché l'anno scorso per la rubrica dell'autore del mese c'era l'indovinello e dunque se avessi girato questo video sarebbe poi stato insomma gioco facile andarlo a vedere e scoprire gli autori del mese. Ma siccome invece quest'anno la rubrica è in qualche modo libera, pubblica e dichiarata mese per mese, ho pensato appunto di poter registrare. Prima di iniziare 2 note. Allora, sono andati via circa un 30 libri rispetto alla versione di un paio di anni fa, ma ne sono arrivati molti di più sicuramente, laddove però sono comunque tutti libri che voglio leggere, che fanno parte di saghe che ho ottenuto magari anche tramite uno scambio, dunque non necessariamente ho speso dei soldi e soprattutto siccome la mia fotocamera ha un tempo massimo di registrazione non vi farò vedere le trame di tutti i libri, vi dirò giusto insomma i titoli, poi potete andarli a trovare su internet. Premessa generale a questo ma anche agli altri video: ovviamente come sapete i miei libri di solito sono disposti in ordine di altezza e qui si vedono particolarmente bene, ma dove possibile anche in ordine di colore, dunque cerco magari di mettere libri che hanno la stessa altezza associati anche in base al colore delle copertine. Dunque penso di avervi detto tutto, ovviamente fatemi sapere giù nei commenti se avete alcuni di questi libri, se anche voi avete messo un poco in ordine, insomma condividiamo ecco i nostri pareri, vediamo il risultato finale, laddove però l'ordine è comunque ancora un po' provvisorio. Allora, io ho già il fiatone, scaffale in alto a sinistra, questo è lo scaffale dedicato ai libri in qualche modo saghe concluse o in via di conclusione. Dunque abbiamo la saga di Federica Bosco, Innamorata di un angelo, Il mio angelo segreto, Un amore di angelo e Un angelo per sempre, laddove il volume blu è praticamente quello uscito recentemente, e poi la saga di Anne dei Tetti Verdi, laddove abbiamo 4 volumi di 8. Oddio, si sta anche scaricando la batteria, muoviamoci. Questo è il reparto Napoli, quindi reparto musica, e poi 3 libri, uno dedicato alla canzone, uno dedicato alla storia di Napoli e un altro è un saggio sempre dedicato a Napoli. Terzo scaffale, ambito psicologia, crescita personale, libri a tema vario, quali alcuni testi di Rossana Lambertucci, Raffaele Giordano, Alessandro D'Avegna, i libri di Simona Azzori, che come sapete mi piacciono tanto, e qui facciamo uno strappo alla regola della geometria, per una semplice questione cronologica, Elizabeth Gilbert, Il suo mangiapregama, Il potere degli angeli, Il breve corso di felicità, Come vivere a lungo, eccetera eccetera, dunque potete vedere benissimo i titoli. Poi questo qui invece è la parte dedicata alle collezioni sull'antica Grecia e antica Roma. Questa è la collezione Grecia e Roma, per l'appunto questa a sinistra, che però non è integrale, ho scelto solo i volumi dei quali in qualche modo non ho saggi, non ho nulla, e dunque Sparta contro Atene, Processo e morte di Socrate, La biblioteca di Alessandria, La rivolta di Spartaco, Nerone, L'incendio di Roma, Lo splendore di Roma, Zenobia, regina di Palmira, Marco Aurelio e Il ratto di Galla Placidia. Proprio perché uno dei volumi è dedicato a Nerone, automaticamente ecco qui i primi 2 volumi della saga di Alberto Angela dedicato proprio a Nerone, il libro di Pompei, poi ci ho aggiunto questo che era un romanzo storico, Francesco Arcucci e Katia Ferri, In Cristo, Nerone e il segreto di Maddalena, proprio perché si parla di Nerone, e poi altri 2 libri di Alberto Angela. Saltiamo un attimo questa parte e andiamo giù. Allora, questo è il reparto romanzi storici, eccoli qui, che sono rimasti pressoché gli stessi. Allora, i primi 2 volumi sono in realtà libri di storia dell'arte, perché l'obiettivo sarebbe quello di creare una zona anche di storia dell'arte, al momento li mettiamo lì. Poi la saga di Ben Kane della Legione Dimenticata, che come sapete amo, e che come potete vedere il primo volume sono riuscita a recuperarlo nella primissima edizione cartonata, così da creare un'omogeneità con gli altri 2 volumi, perché avevo l'edizione tascabile e non mi piaceva. Melissa, la donna che cambiò la storia, che peraltro qui ho appena notato che si è praticamente sbiadito, ma va bene. La dinastia di Andrea Frediani, sugli imperatori della dinastia Giulio-Claudia, Gli occhi di Venezia del professor Alessandro Barbero, Ritratto di donna in Cremisi, L'uomo che cambiò i cieli, Carol Erickson, La cupola del mondo, La bottega dei libri proibiti, la saga delle guerre persiane, sempre di Frediani, Il cavaliere d'inverno,
Vesuvius di Marisa Ranieri Panetta, un romanzo sul Pompei veramente divino. Forse anche questo dovrei metterlo dall'altra parte, ma non ho spazio, dunque per adesso lo lasciamo qui. Artemisia e gli occhi del diavolo, Ritorno in Egitto, L'Arciere di Azincourt, La corte dei Borgia, Enzo Striano, Il suo resto di niente e Sashenka. Molti di questi libri ve ne ho già parlato sul canale, o perché sono stati protagonisti di autori del mese, o perché ho fatto recensioni, come nel caso di Ritratto di donna in cremisi o Artemisia, quindi non mi voglio dilungare abbastanza. Andate un po' a spulciare sul canale e troverete sicuramente qualcosa. Piano piano saliamo, eccoci qui, e partiamo dall'alto. Allora, questa è la parte che sarà dedicata a questa collezione di storia, però per adesso non so se ho intenzione di lasciarla qui. Saranno 40 volumi, per adesso siamo a 20 e non lo so, insomma è una versione tascabile della grande storia che, se vi ricordate, si trovava qua sotto, dove adesso ci sono i romanzi storici, ecco qua. Però non so se la lascerò qui, vedremo se lo scaffale, non fateci caso alla mia foto, ma vedremo se lo scaffale sarà sufficiente, altrimenti già ho una seconda collocazione. Poi questa collezione di scrivere è rimasta qui, è rimasta sempre lei, intatta. Non l'ho mossa come collocazione perché comunque quando si inquadra nel video mi piace che si veda e dunque l'ho lasciata qui. Peraltro vi faccio notare che ho comprato alcune B da Ikea proprio per fermare i libri, soprattutto questi qui più piccoli che ogni 2x3 cadono. Poi questo alla fine, il reparto, veramente questo scaffale qui di Mammut e Mini Mammut è rimasto sostanzialmente lo stesso, quindi le edizioni che raccolgono i testi della Alcott, quelli della Austen, Alexandre Dumas, il mio grande amore. Se un giorno la Newton Compton facesse un libro che racchiude tutti i testi di Dumas, lo prenderei volentieri per una questione di spazio. Hugo e i Miserabili, che però ritorna anche qui con Notre Dame de Paris. Tolstoi, Wilkie Collins, in questo caso l'ho messo qui perché qua, come vedete, c'è la donna in bianco, dunque solo per una questione di stessi autori. I Viceré di De Roberto, che ancora non ho letto, Cime tempestose, Madame Bovary e La certosa di Parma. Effettivamente qui lo scaffale che ha subito una maggiore modifica è appunto questo qui, questo e questo qui che adesso vedete vuoto. Perché? Perché se vi ricordate io avevo due scaffali, uno dedicato ai classici greci e un altro ai classici, diciamo, della letteratura dell'Ottocento. Però dal momento che ho intenzione di comprare altri classici appartenenti a entrambi i periodi storici, ovviamente quello spazio era già pieno e strapieno e questo non sarebbe bastato, e dunque ho detto perché non iniziamo a fondere un pochino in una sola libreria, in un solo scaffale, in modo tale poi da guadagnare comunque uno scaffale dove poter aggiungere altre cose. Poi è chiaro, magari i romanzi storici, se non cresceranno tanto, li sposterò e li metto di là, ecco, vedremo. Allora, qui ci sono comunque delle new entry rispetto all'altra volta. Allora abbiamo Plutarco, che vabbè già c'era, e L'arte di saper ascoltare, Isabella Allende col suo ritratto in seppia, Edward Morgan Forster e la sua casa Howard, Via col vento, Aristofane, Gli indifferenti, questo lo volevo leggere per un autore del mese ma lasciamo stare, Marguerite Yourcenar, Joe Baker, Longbourn House, che ho letto per la sfida di Orgoglio e Pregiudizio ma non mi è piaciuto tanto, quindi non so perché stia ancora qui, bah, forse lo toglierò prima o poi. Platone e la sua apologia, Il dottore Zivago, Seneca, Testi vari di Seneca, Le confessioni di Sant'Agostino, Ovidio, Dorian Gray e Oscar Wilde, testi della Caravaggio editore, anche qui vi faccio notare l'aspetto cromatico, quindi viola rosso, in questa nuova edizione del Canto di Natale, perché quella Feltrinelli non mi piaceva, non mi era proprio piaciuta, ho detto proviamo con una versione curata, con delle note, realizzata dallo stesso curatore di Anne di Tetti Verdi. Poi abbiamo La freccia nera di Stevenson, Pinocchio, Collodi, Le affinità elettive, Le relazioni pericolose, Voltaire, qui li ho letti più o meno quasi tutti, Delitto e castigo, Middlemarch, qui chi è? Lettere di eroine, Plinio il giovane, La congiura di Catilina, Cicerone, Virgilio, e procediamo con Guerra e pace, Arthur Conan Doyle, 1984, Uno, nessuno e 100.000 di Pirandello, poesia del mondo greco, Platone, Seneca, le sue lettere a Lucilio, Bellamy, l'amante di Lady Chatterley, testi vari di Seneca, Conrad, il suo cuore di tenebra, La signora delle camelie, Manon Lescaut, Il gatto pardo e poi La casa delle bambole, questo qui è l'ultimo, che però non mi è piaciuto, dunque prima o poi lo toglierò. E poi qui ci sono insomma 2 libri in lingua inglese, 3 libri in lingua inglese, che non so se lascerò qui o se poi gli cambierò collocazione. Dunque,
oddio, ho il fiatone. Allora, questa diciamo è la libreria che voi vedete di solito alle mie spalle ed è quella che ha subito sì più modifiche, soprattutto per questa parte centrale e finale, ma in qualche modo ha raggiunto un suo ordine, ecco, un suo criterio. Dunque io vi lascio, il video è durato non tantissimo perché come vi ho detto non voglio parlarvi di tutte le trame, le potete trovare su internet. Noi ci vediamo prossimamente con la seconda parte, che quella veramente sarà interessante e intrigante, e dunque io vi ringrazio per essere stati con me, noi ci vediamo prossimamente e ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao!